Nuovo primato mondiale dell'ospedale di Padova con un intervento di cardiochirurgia. A coordinare l'equipe il professor Gerosa. Stefania Bolzano. Un intervento chirurgico di portata eccezionale perché il primo al mondo di questo tipo. Una massa di 3 centimetri è stata asportata dalla parte sinistra del cuore battente di una paziente settantenne, ovvero senza aprire chirurgicamente il muscolo, senza dover utilizzare un bypass cardiopolmonare totale e praticando il minor numero possibile di incisioni. A eseguirlo all'ospedale di Padova è stata l'equipe del professor Gino Gerosa del centro Gallucci. Quando abbiamo trovato un caso che era ad alto rischio, trattando con la tecnica tradizionale, quindi usando la circolazione extracorporea, fermando il cuore, aprendo il torace, abbiamo pensato che poteva essere la tecnica ideale per questa paziente. La paziente, che di recente era già stata sottoposta a un intervento a cuore aperto, avrebbe corso un grave rischio nell'affrontare una tradizionale operazione cardiochirurgica, ma l'anomalia intraventricolare riscontrata nel suo cuore rendeva necessario intervenire. Per mettere in atto questa nuova procedura, mai tentata prima, si è reso necessario chiedere l'autorizzazione a procedere al Ministero della Salute. L'intervento, che è durato circa 3 ore, alla fine è perfettamente riuscito e anzi la paziente ha avuto anche un rapido recupero. Un intervento relativamente difficile, devo dire, perché abbiamo una buona esperienza nell'approcciare il cuore entrando dalla punta del ventricolo sinistro e la durata, direi, rispetto agli interventi cardiochirurgici tradizionali molto più veloce.